Passeggeri, sì, ormai possiamo chiamarvi così, bentornati a bordo della crociera della musica, arte e cultura napoletana. In queste settimane state viaggiando con noi attraverso il Mediterraneo, da Palermo ad Ibiza fino a Marsiglia ed ora a Genova, dove stiamo scoprendo le meraviglie di questa città che tanto ha in comune con Napoli. Tra i punti di contatto, come abbiamo visto durante la visita a Via del Campo 29 Rosso, c'è Fabrizio De André. È stata molto emozionante, soprattutto andare a omaggiare Fabrizio De André. La cosa che mi è piaciuta di più è stata questo concerto organizzato nella massima spontaneità di noi napoletani. Quindi ho vissuto proprio la napoletanietà. Con le sue canzoni Fabrizio De André continua ad influenzare la musica ed appassionare anche le nuove generazioni, e questo è merito degli artisti che ancora mantengono viva la sua eredità, la rileggono e la fanno propria. È stata un'emozione grande, perché andare in quel luogo per me ogni volta è sempre bello, è sempre emozionante. La musica è nata lì, secondo me, De André a tutti quanti lascia dei ricordi, ha lasciato dei ricordi bellissimi, quindi penso che non ci sono parole. Genova non è solo musica, non è solo arte e cultura, volendoci anche rifare al nome della nostra crociera, ma con i suoi sapori si afferma come capitale del gusto, dal pesce all'olio d'oliva, senza dimenticare il basilico che abbiamo conosciuto nelle scorse puntate, ingrediente essenziale per la creazione culinaria ligure per eccellenza, il pesto. C'è però un piatto in particolare che a Napoli amiamo tanto, che ci porta a pensare alla città delle lanterne, la genovese. Ecco, le tesi sulla sua origine sono molte, ma molto probabilmente il ricondurre la sua nascita al capoluogo ligure è di fatto un falso storico. I legami fra Genova e Napoli sono tantissimi e sono soprattutto in un piatto che domandare a un napoletano qual è il piatto preferito, molti napoletani risponderebbero la genovese, ma naturalmente questo piatto di carne e cipolle da queste parti invece non è così comune. Poi è stata magari una contaminazione di ritorno, ma genovese, perché a Napoli abbiamo una loggia di Genova. Noi ci siamo sempre definiti città di integrazione, città di accoglienza, anche se Genova l'abbiamo visto arrivando fino a qua. È una città di accoglienza probabilmente ancora più di Napoli, probabilmente. È una città che integra, che non lascia indietro nessuno. E noi avevamo una loggia di Genova e si racconta che al porto c'era, ma le tesi sono tante, pare che ci fosse un cuoco genovese che cucinava questa carne con un mare di cipolle infinito. Però questa tesi è complicata, perché com'è? Sto cuoco genovese faceva a Napoli sto piatto e poi non lo faceva a Genova, com'è possibile? E allora c'è un'altra tesi, pare che genovese sia il cognome, o lui fosse, che probabilmente era soprannominato genovese perché era avaro. E c'è una tesi del tutto infondata, sì, che c'è una fama, pare che i genovesi siano allasanato, siano segaturnese, come diciamo noi a Napoli, ecco. Genova, con il suo calore e con l'accoglienza riservata dai suoi abitanti ai nostri viaggiatori, ha fatto sentire a casa tutti noi. Giungere dal porto fino a qui, nel cuore di un'area, i Caruggi, che si può definire ormai multietnica, ma allo stesso tempo così fortemente rappresentativa della cultura di questa terra, è un viaggio che in pochi metri porta ad immergersi in una realtà che da secoli si unisce con il resto del mondo, tra commercio, esplorazione e spedizioni. È stata una giornata veramente fantastica, come tutta questa settimana. Siamo su una nave che porta il nome di Grandiosa e devo dire che ho trovato grandioso tutto, dagli amici agli artisti, tutto quello che abbiamo fatto, gli eventi. E di eventi ed appuntamenti ne abbiamo ancora tanti, da qui fino al termine di un viaggio che nelle prossime puntate vi faremo scoprire sempre più da un punto di vista nuovo. Sempre tanta musica, sempre tanta arte e cultura, ma dietro e dentro un viaggio come quello di questa crociera ci sono storie, racconti ed emozioni che non immaginereste.
E quindi mi raccomando, continuate a seguirci. Nonostante il brutto tempo, il sole ce l'abbiamo dentro di noi. Abbiamo visitato la Fondazione Museo Fabrizio De André e poi alla scoperta della città, con tante tradizioni, musica e soprattutto tanto divertimento, sempre insieme ai nostri ospiti. Vi aspettiamo!